ho 21 anni e vengo da Noale, in provincia di Venezia. Nella vita sono una studentessa di scienze politiche, per il momento sono al terzo anno e al contempo sono un'istruttrice di ginnastica ritmica. Le mie bimbe hanno prevalentemente dai 5 ai 12 anni. E mi piacerebbe in futuro affermarmi appunto nel mondo dello sport e diventare un tecnico qualificato di ginnastica ritmica anche nell'ambito della Federazione Italiana per poterle accompagnare alle nazionali. Inoltre un mio hobby, una mia passione da 3 anni a questa parte è il mondo della moda. Infatti ho partecipato a 2 concorsi e anche alla rievocazione storica delle Marie del Carnevale di Venezia. E sono stata incoronata Maria dell'anno 2024 al Teatro La Fenice e inoltre a quest'ultimo concorso Miss Città Murata ho vinto la fascia Miss QDP News e sono molto entusiasta di questa cosa. Inizialmente ero una ragazza molto timida e non credevo in me stessa sia esteticamente che caratterialmente, però questi concorsi mi hanno aiutata perché mi hanno fatto tanto parlare, quindi ho acquisito appunto proprietà di linguaggio e ora riesco a parlare di più in pubblico anche con le persone, privatamente, diciamo, ecco, quindi questa è la cosa che insomma mi è rimasta di più delle mie esperienze di vita, insomma, legate alla moda. Innanzitutto io sono partita da casa con 0 aspettative, è un po' il mio motto di vita. E quindi non avere aspettative equivale a divertirsi e infatti è stata una bellissima serata. Mi è piaciuto il vestito con il quale appunto, anzi la tuta intera con la quale ho sfilato, quindi quella è stata la mia parte preferita e aver vinto la fascia di QDP News è stata una novità perché diciamo che non me l'aspettavo per niente, ecco, come ho detto prima, e quindi è stato molto bello essere premiata e niente, sono molto entusiasta. Vorrei diventare tecnico a tutti gli effetti, quindi ecco, ottenere il tesserino proprio da tecnico federale e quindi poter andare in giro per il mondo ad insegnare alle mie ragazze. Mi piacerebbe diventare una modella o una fotomodella, oppure ancora di più forse indossatrice, che è un po' ecco, il mio obiettivo, il mio sogno nel cassetto. E poi ecco, laurearmi magari in scienze politiche e quindi mi piacerebbe far parte attivamente della mia città, appunto Noale. E un bacio a tutti i lettori di QDP News.